Oggi cogliamo l'occasione per raccontarci come Ateneo di Verona nelle attività scientifiche di viticoltura e enologia che vengono svolte all'interno del Dipartimento di Biotecnologie e di Economia Aziendale e questo lo facciamo perché nel prossimo futuro, attraverso il programma Horizon, in partenariati pubblici-privati verranno sviluppati innovazione e ricerca nel settore dell'agroindustria e la viticoltura e l'enologia è un settore portante nella nostra regione, rappresentante più del 30% del PIL e quindi noi siamo l'Università di Verona c'è. Quindi illustrerò le ricerche che vengono svolte nel Dipartimento a partire dalle ricerche del mio gruppo, ma non solo, le ricerche svolte negli altri settori della viticoltura, della biologia, della fisiologia, della nutrizione della pianta, della patologia, dell'enologia, della chimica del vino, dei mercati della vite e del vino e delle politiche agricole nei confronti della viticoltura e l'enologia. Questo è quello che farò in un brevissimo tempo e cercherò di farlo al meglio.